Dopo la bella vittoria di sabato scorso della SEAP Pallavolo del presidente Nino Di Giacomo, ottenuto con la forte squadra del Messina per 3-7-0, domani sarà la volta di una trasferta a Reggio Calabria, un campo difficile e ostico anche per la peculiarità della squadra e anche perché la formazione del coach Massimo Dagioni nelle trasferte spesso lascia a desiderare, mostrando i suoi lati più deboli. Contro il Volley Region di Reggio Calabria bisogna vincere. Il coach Massimo Dagioni deve portare a casa una vittoria per conservare il primato del mini girone del campionato nazionale di Serie B1 e non deludere i tifosi agrigentini. Sì, assolutamente sì, una partita a cui ovviamente teniamo tantissimo come era quella di sabato scorso e a questo punto siamo riusciti a riprendere un pochino di vantaggio, vogliamo assolutamente mantenerlo. Confronto di una squadra molto difficile da affrontare, ha messo in difficoltà tutti, è un gioco molto particolare, ha due attaccanti alte e potenti, una palleggiatrice alta, un gioco molto specializzato, molto specialistico su quelle che sono le caratteristiche individuali delle loro giocatrici. In un grande e bellissimo impianto come quello di Reggio e quindi diciamo che gli ingredienti per una partita difficile e vincente ci sono tutti e da parte nostra con la fermissima determinazione a mantenere la nostra posizione. Come è arrivata? Arriviamo, penso, dopo la partita di sabato, anche consapevoli, al di là dei punti in classifica, con più consapevolezza dei nostri mezzi, cosa che inizialmente avevamo, poi abbiamo avuto qualche passaggio un po' difficile nel corso di questa prima fase, è sembrato in alcuni frangenti che avessimo un pochino smarrito. Recuperato quell'aspetto lì abbiamo ripreso a macinare punti e a fare anche una bella pallavolo secondo me per quello che abbiamo visto nelle ultime partite contro Santa Teresa e soprattutto sabato scorso, quindi arriviamo molto determinati. Sì, assolutamente, la partita di sabato sarà fondamentale, come hai detto tu, è importante riuscire a confermare quel lavoro che è stato fatto fino ad adesso e soprattutto l'importante vittoria di sabato con Messina, quindi stiamo lavorando appunto perché il nostro obiettivo sin dall'inizio è quello appunto di riuscire a vincere questo mini girone e ci impegneremo per questo. Ma la stiamo preparando sicuramente a livello caratteriale, a livello mentale, perché sappiamo che è una squadra anche qui in casa all'andata ha dimostrato di essere una squadra molto, molto ben organizzata, e fastidiosa e con giocatori molto forti, quindi quello che stiamo facendo sicuramente è lavorare su di noi perché è molto importante questo e l'abbiamo dimostrato anche in tante partite, primis in quella di sabato che abbiamo messo secondo me un livello molto importante. Quello che noi stiamo facendo appunto è quello di preparare questa partita nel miglior dei modi proprio su questi due aspetti fondamentali. Sì, abbiamo fatto fatica finora e come tutte le squadre perché obiettivamente c'è da dire che la trasferta è sempre complicata per tutti. Noi abbiamo dimostrato di avere maggiori difficoltà in trasferta, ma tra alti e bassi riusciremo a uscirne anche in questa situazione e speriamo di portare a casa questo risultato di cui noi ci stiamo impegnando tanto in settimana. Perché noi siamo qui da agosto come per carità anche le altre squadre, però stiamo lavorando ininterrottamente mattina e sera tutti i giorni, non abbiamo neanche staccato a Natale, quindi penso che questa squadra stia dimostrando di tenerci davvero tra alti e bassi, tante difficoltà, però noi siamo qui e vogliamo raggiungere questo obiettivo perché è il nostro primo passo fondamentale.